Tra i vari argomenti affrontati oggi in giunta comunale, anche il contributo d'accesso che dall'estate 2023 dovrebbe diventare effettivo e regolare i flussi turistici in città, rendendola più vivibile per tutti, in primis per i residenti. Con alcune delibere fatte in giunta è che comunque si sta lavorando, si sta cercando di andare in una direzione di prenotazione della città. Qualcosa vediamo se riusciamo già per quest'estate, ma sicuramente io penso che con l'anno nuovo si riuscirà ad avere qualcosa di più concreto. Molti gli aspetti da valutare e tenere in considerazione per un provvedimento che vede la sua prima sperimentazione proprio a Venezia. Un percorso non semplice perché sicuramente insomma, siamo i primi, penso nel mondo, a fare una cosa del genere, ma insomma, ci stiamo avvicinando e l'importante è far capire alla gente, far cambiare insomma, il modo di visitare Venezia arrivando ad una prenotazione sia poi col contributo d'accesso ormai già conosciuto dai 10 euro ai 3 euro a seconda delle giornate, quindi prevedendo magari anche un numero limite, ma poi anche magari con una serie di vantaggi, diciamo, per chi prenota in anticipo la visita alla città. In realtà una prima sperimentazione, spiega il vice sindaco, è già stata avviata. La prima sperimentazione su prenotazione della città, se possiamo dire, è sicuramente con il Redentore, come fatto per lo scorso anno, anche quest'anno viene confermata la prenotazione sia per i posti, principalmente per i posti nelle rive, nelle fondamenta, insomma nella città, ma anche per chi vuole visitare, vuole venire a Redentore in barca, una sorta di prenotazione, diciamo, che quindi può essere un piccolo esperimento verso poi quello che sarà una cosa più definitiva l'anno prossimo sulla prenotazione della città. Tutti i dettagli del sistema di prenotazione saranno resi noti domani dagli assessori comunali al bilancio e al turismo Zuin e Venturini.